Funziona benissimo. Mi hanno detto già che li dobbiamo tenere particolarmente vicini, così anche in diretta streaming funziona tutto meglio. Certo, però attraverso i microfoni, quindi parliamo bene nel microfono. Benvenuti ai lunedì dell'economia, io sono Maria Gaia Fusilli, vi presento intanto gli ospiti perché abbiamo un divano ricco questa sera. Aldo Bonomi, sociologo, direttore Aster, autore del libro che vedete lì, Oltre le mura dell'impresa, che darà lo spunto alla discussione di oggi. Emanuele Alecci, presidente CSV di Padova, Luca Romano, direttore Local Area Network e collaboratore Aster Lab, se poi vuole aggiungere aggiunga pure ovviamente, Ezio Micelli, direttore Master URISE dell'Università UAV di Venezia. Sì, infatti le descrizioni sono brevi, ma in realtà il lavoro che c'è dietro è un po' più lungo, per cui si potrebbe andare avanti più a lungo, sono stata sintetica. Allora, io darei il via alla conversazione direttamente con il contributo dell'autore del libro Aldo Bonomi, che ci potrebbe introdurre il tema spiegandoci che cosa si intende quando si dice oltre le mura dell'impresa, e da quando si può dire che l'impresa è uscita fuori dalle sue mura, e da quando si può parlare di piattaforme, che cosa si intende con queste. Allora, no, pigliamola dolce. Dunque, il libro io l'ho curato. C'è una mia introduzione, direi, abbastanza robusta, ma impegnativa, ma entro subito nel merito, perché il libro è in parte la sintesi di 40 anni di lavoro di territorio e quindi più che il mio libro è il libro di una storia di ricerca e di lavoro territoriale. Difatti c'è una introduzione affettiva in cui ricordo una quarantina di nomi con cui ho lavorato sul territorio, che mi pare giusto. Fatta questa premessa, inizio e do la risposta. Perché oltre le mura dell'impresa? Devo dire che da 40 anni io faccio lavoro oltre le mura dell'impresa, sul territorio. Come ci sono arrivato? In maniera molto semplice, seguendo, qui dirò due termini un po' sofisticati, la composizione tecnica del capitale, tanto per capirci come è cambiato l'impresa e come è cambiato il capitalismo nel nostro paese, e i mutamenti della composizione sociale, cioè come è cambiato la forma dei lavori dei soggetti messi al lavoro. Questi sono i due grandi temi. E quindi qui faccio una prima raccomandazione. Chiunque voglia capire la metamorfosi in atto, applichi e cerchi di far sintesi in maniera a volte schizofrenica, perché devi guardare i grandi processi di cambiamento e di innovazione e nello stesso tempo come questi precipitano nella società. La categoria analitica che io uso sono i flussi che impattano nei luoghi, li cambiano antropologicamente, culturalmente, socialmente ed economicamente. Questa è la categoria che io uso. Il libro è costruito così, con i miei colleghi, i miei ricercatori, con cui abbiamo esaminato i flussi e ovviamente l'impatto nei luoghi. Poi arriverò come la categoria luogo diventa territorio. Lo dico subito. Il territorio, nel mio linguaggio, va scomposto. Noi lo usiamo in maniera indifferente. Quando parliamo di terra, che è quella che calpestiamo, l'agricoltura, il bene comune, le cose che interessano Micelli,
per capirci, la terra, la crisi ambientale. Il territorio è costruzione sociale. Questo è il punto. Per arrivare al pezzo di Luca Romano in cui ragiona e racconta la costruzione sociale di ciò che chiamiamo nord-est, per capirci. Quindi questo è il primo dato. Scomporre e ricomporre. La terra è la grande questione ambientale, il territorio è costruzione sociale. Ed allora, come sono arrivato io sul territorio? Devo, e li cito, a due persone, intuizioni non mie. In primo, un eretico poco conosciuto, Romano Alquati, che stava a Torino dentro la Fiat. A un certo punto Romano Alquati disse: ma noi continuiamo a guardare dentro la grande fabbrica, non ci rendiamo conto che sta avvenendo non la deindustrializzazione, ma l'iperindustrializzazione. Aveva intuito sta cosa. Tant'è vero che noi in tutti questi anni abbiamo ragionato sul vuoto, non occupandoci del pieno che veniva avanti. E se uno segue la composizione tecnica del capitale e la scomposizione sociale, le cose le capisce. Credo di essere abbastanza noto, non per questo libro qua, perché ho inventato un neologismo che è piaciuto a tutti: capitalismo molecolare. Gli è piaciuto a tutti. Ma il capitalismo molecolare che cos'è se non la scomposizione tecnica del fordismo che si mangia il territorio? Questo è il punto vero, che si mangia il territorio e dissolve la classe operaia. Altro problema non da poco dal punto di vista della politica e della rappresentanza. Questo è il punto vero. Il capitalismo molecolare era questa roba qua. Ma non solo. Poi ho scritto un altro libro e l'ho chiamato Il distretto del piacere. Qualcuno non ha avuto la stessa fortuna. Non era un libro pornografico. Era il racconto di come si faceva impresa nella turistizzazione del territorio. L'avevo scritto, figuratevi voi, andando per discoteche nelle riviere romagnole, che erano, virgolette, da alcuni punti di vista, le neofabbriche. Ci siamo capiti? Basta pensare a Jesolo per capirci qui, cosa intendo dire. Quindi vedete come l'iperindustrializzazione viene avanti da questo punto di vista. Fino ad arrivare, la faccio breve, e qui seguendo il racconto di cosa significava questo e quindi incontrandomi, secondo nome che cito, con quello che è stato un mio maestro, Giuseppe De Rita, che andava per distretti e per territori. Questo è il punto, ok? Eravamo partiti, poi figuratevi, io dalla crisi marxiana, Alquati, lui, virgolette, dal personalismo cristiano di Mounier, tanto per capirci, ci siamo incontrati lì, E la faccio breve. Il libro è utile se uno vuol capire come oggi questa scomposizione tecnica del capitale e scomposizione della composizione sociale al lavoro ha prodotto una parola, e il sottotitolo, la cosa importante del libro: vivere, abitare, lavorare nelle piattaforme territoriali. Questo è il punto. Perché noi competiamo nella globalizzazione e nella globalizzazione a pezzi, oggi,
con le piattaforme, con il capitalismo delle piattaforme. Mio amico Magnaghi, leggendo il libro, ha detto: Aldo, questa cazzo di parola oscena che tu usi, piattaforma, hai dimenticato il localismo, i luoghi, eccetera. No, gli ho detto Alberto, no. E da allora la faccio breve. Il libro è utile per capire, uno, cosa sono le piattaforme digitali. Perfetto, ci ragioniamo tutti su questo. Ma attenzione, le piattaforme digitali sono il flusso che viene avanti. Per capirci, se qualcuno non vuol capire, Amazon è una piattaforma digitale, con tutto ciò che questo significa. Ma il vero problema è che in quelle piattaforme ci sono gli smanettoni, quelli che pensano che basta fare una startup e si risolve il problema della vita, e ci sono i conflitti tristi tra facchini e camionisti. Tanto per capirci. Quelle sono le piattaforme dove l'importante è capire che ci sono ancora, scusate su un linguaggio alla Romano Alquati, chi sono i padroni degli algoritmi, che non è cosa secondaria. Quindi piattaforme digitali. Poi ci sono le piattaforme manifatturiere, in completo ridisegno. E da qui c'è l'evoluzione dei distretti produttivi, il cambiamento, le filiere, Industria 4.0, le piattaforme manifatturiere. Poi ci sono le piattaforme agricole, non sono cose da poco, le piattaforme turistiche, e si potrebbe andare avanti da questo punto di vista. E il consiglio che io do: rileggete il territorio da questo punto di vista. Il pezzo di Luca è molto importante, o il pezzo di Comino su Torino, che dice come è successo con quel vuoto, o il pezzo sull'Emilia Romagna, sulle nuove piattaforme dell'automotive attualmente in crisi per passare all'elettrico. Con tutto quello che significa: piattaforme manifatturiere, piattaforme agricole, piattaforme turistiche, dentro il quale dovete mettere il distretto del Prosecco, che è contemporaneamente agricoltura, turismo e magna il territorio, è terra, è terra. Vedete, per capirci, sto parlando poi di cose che non sono così astratte, se uno le fa le territorializza. Finisco dicendo una cosa molto semplice. Il libro ha una tesi, o io ho una tesi, che tutte queste belle piattaforme raccontate, io ogni tanto col vostro leader, con Zovico, è nota la polemica tra me e Zovico, no? Zovico racconta le piattaforme, i champion, le 100 imprese piene champion, ogni volta lì è bravissimo da questo punto di vista, no? E gli dico, benissimo Zovico, raccontare questo, ma sotto questo ci stanno storie di vita, forme dell'abitare, eccetera, eccetera. E quindi mi soffermerei su ultime due piattaforme. La piattaforma dell'urbano regionale, che significa ridisegnare il territorio partendo da i comuni polvere, i piccoli comuni, le città distretto. Che cos'è Arzignano oggi? Che cos'è oggi Montebelluna in cambiamento? Le città medie, Padova, Vicenza, l'area metropolitana, mito che ha sempre aleggiato nel nord-est, la città infinita veneta, che fine fa? Ma non avevo l'area metropolitana? Anche noi come Milano volevamo l'area metropolitana? Queste sono le piattaforme urbano-regionali. Attenzione però, tutte queste piattaforme non si tengono se non c'è sotto orizzontalmente la piattaforma sociale.
La piattaforma sociale significa forme di convivenza, welfare. Che fine ha fatto il welfare da questo punto di vista? E ovviamente la tenuta sociale di un processo. Questo è il punto vero. E quindi io mi azzittisco, se volete intervengo dopo. E quindi loro tre che discutono il libro per me sono importanti, perché io Alecci l'ho conosciuto come uno che continua a tessere e ritessere col mio amico di vita Bonaccini, Riccardo, continua a tessere e ritessere che cosa? La nebulosa del volontariato dell'associazionismo. Grande casino anche lì, A proposito di composizione sociale e scomposizione, siete un'impresa sociale, siete volontariato, siete Caritas, che cos'è? Cosa viene avanti in quella piattaforma? Che è fondamentale, perché senza la coesione sociale, senza la tenuta di una società, non si tiene. Ezio Micelli è il problema di come si ridisegna la città infinita. Questo è il punto vero. Come si tiene assieme questa retorica sui borghi? Ormai non se ne può più, siamo tutti diventati borghigiani, tutti là, e dopo con la pandemia. Cioè, come si tiene assieme questa retorica? Come stanno assieme i comuni polvere, le vallate del nord-est con Padova? E questo è il punto. Come stanno assieme? Come si rigenera la città, la forma di convivenza da questo punto di vista? E Luca, che ha fatto un ragionamento più ampio, lo dico sempre, ragionando, il suo pezzo è fatto di non più e non ancora. Dice, ciò che non c'è più, in termini di distretto, rappresentanza, soggetti, eccetera, e ciò che non è ancora, i grandi cambiamenti. Io come introduzione mi fermerei qua. Farò una battuta finale sull'altra terminologia che, uscendo dalla fabbrica, ho dovuto confrontarmi con una parola altrettanto delicata. Come si tiene assieme il concetto di coscienza di classe, che c'era lì dentro, nella fabbrica c'era la coscienza di classe, come questa è stata diluita e dispersa con la coscienza di luogo, perché il vero problema, e questo è un grande tema aperto, e dentro questo, oltre che ragionare sulle classi, bisogna ragionare di un termine delicatissimo, che è il termine comunità. Ma non voglio farla troppo lunga, perché qui apriremo un dibattito ancora più largo. Ma dopo, se vogliamo parlare di crisi della politica, la crisi della politica è sta roba qua. Non è il PD, la crisi della politica è fondante da questo punto di vista, perché la politica si è spostata tutte sulle elite a raccontare i sorvolatori delle piattaforme e si sono dimenticati di quelli dei sottostanti, di quelli che stavano sotto dei processi. Ho finito. Benissimo, direi che possiamo iniziare a raccogliere un po' di spunti. Micelli, su quello che diceva Bonomi, io penso innanzitutto di focalizzare un po' lo sguardo sul Veneto, così poi arriviamo al contributo di Luca, all'attività di Emanuele Alecci qui a Padova. Partiamo un po' dal Veneto e inquadriamolo secondo i termini che ci descriveva Bonomi. Ecco, vast programma, avrebbe detto De Gaulle, rispetto alla possibilità di fare immediatamente sintesi rispetto ai temi che Aldo Bonomi ha posto. Devo dire che quando ho letto questa introduzione, quando ho letto le sue pagine ricchissime, anche impegnative, diciamolo, ho provato anche a integrare alcune riflessioni che lui fa con la mia personalissima prospettiva. Allora, devo dire la verità che c'è un passaggio che invece mi è molto caro e che vediamo se poi Aldo condivide, che c'è una tendenza, che può essere contrastata, ma se non è contrastata è una tendenza fortissima, che è la tendenza alla concentrazione.
Le nostre economie sono economie di conoscenza e la conoscenza ha bisogno di scala e varietà. Ha bisogno di tante persone dotate, brillanti, capaci e caratterizzate dai profili più diversi. Il nostro paese è un paese tutto sommato dentro una scala globale che fa 60 milioni di abitanti. Considerate che una mega city viene considerata una città con 10 milioni di abitanti. 10 milioni di abitanti. Ed è un numero, quello delle mega city, in grande crescita. Noi guardiamo il nostro paese e diciamo, benissimo, proviamoci anche noi. Organizziamoci, strutturiamoci con forza lungo questa direttrice. Però, visto che, senza utilizzare metafore belliche mal si addicono al momento che viviamo, guardiamo la nostra demografia. Non ce n'è. Guardiamo le nostre scelte, che sono nette e sono state ulteriormente confermate dalle recenti elezioni politiche, sul fatto che vogliamo una società aperta in cui, come in Germania, il prossimo scopritore di Pfizer sarà un turco, e il prossimo inventore di chissà quale innovazione sarà una persona che viene da luoghi a noi anche molto remoti. Noi non abbiamo fatto questa scelta e oggi quello che vediamo, quello che si vede nei numeri, è che questa forza di aspirazione che hanno le città, le grandi città, ha di fatto fatto in modo che solo una città possa crescere, cresca e che abbia tutti i numeri sempre col più. E questa città è Milano. Allora il mio non è affatto un giudizio, è una constatazione. È una constatazione perché mi capita di fare delle ricerche di natura demografica, di produzione del prodotto interno lordo, dei valori immobiliari. I valori immobiliari hanno una grande forza. Sintetizzano quello che è il controvalore in termini di attrattività di una città. E non c'è, devo dire, nessuna argomentazione che tenga. Tutti là, tutti in un'unica città. È qualcosa di autenticamente struggente. Perché guardate che negli altri paesi, a parte il fatto che magari ci possono essere due città, pensate alla Spagna, almeno Barcellona e Madrid, ma noi abbiamo l'anomalia romana, cioè la capitale che normalmente è il grande intermediatore della ricchezza, nel caso di Roma poi una città che intermedia una rendita amministrativa e politica, una rendita religiosa e una rendita turistica, tre rendite che potrebbero, come dire, fare ricca qualsiasi città, è una città che cresce molto meno e ha un passo molto più modesto rispetto al capoluogo lombardo. Non c'è confronto, non c'è davvero confronto. Faccio soltanto domanda velocissima, può durare vedendo come sta andando? Ci arrivo. Questo lascia due paesaggi in grande difficoltà. Di uno abbiamo piena contezza, e sono i comuni polvere. È la montagna, è il Bellunese, visto che mi hai chiesto di parlare del teniamo il nord-est, l'Alta Carnia, dove facciamo chilometri senza incontrare nessuno, il Bellunese, l'Alto Vicentino anche, no, punti in cui proprio facciamo fatica a trovare persone. E poi dopo lascia indietro anche la città media. Allora, la città media è in realtà il grande malato, perché mentre abbiamo una narrazione che ci permette di ragionare sui comuni polvere e sui luoghi abbandonati di questa contemporaneità, le aree interne è la narrazione su cui costruiamo politiche attive, su cui costruiamo anche un ragionamento, le città medie tendono a non ritenersi nemmeno soggetti urbanisticamente malati. E questo, allora, visto che poi oggi siamo un po' marxiani, e questo è un problema, perché se non hai coscienza di te, non sei degno di essere neanche un proletario. Sì, perché Grundrisse ci hanno insegnato quello, no? Ecco, qui il malato è la città media, che fa davvero un'estrema fatica a immaginarsi rispetto al proprio passato. Si immagina ancora potenzialmente in grado, per esempio, di essere a capo di grandi organizzazioni terziarie. Ed è interessantissimo il concetto di Aldo Bonomi, perché in realtà tutte le città medie si sono immaginate fino a ieri grandi capitali della finanza. Non voglio ricordare aspetti macabri
macabri del capitalismo nordestino. Ma ci siamo immaginati. E invece cosa eravamo? Piattaforme per esempio di un turismo globale. Io abito nella piattaforma del turismo globale del nord-est, vivo a Rialto, ho piena contezza di che cos'è quella roba lì. Allora questo tema diventa interessante perché ogni percorso di rigenerazione è un percorso che parte da chi sono io e quali sono i margini di manovra che mi sono dati. Se non ho coscienza di me a livello collettivo diventa un problema procedere. Quello che il libro di Aldo, secondo me, di Aldo Bonomi ci dà è il fatto di avvertirci che forse dobbiamo concettualizzarci diversamente in termini di piattaforme. Quali piattaforme lo vedremo, quali piattaforme lo capiremo approfondendo noi stessi e le categorie che Aldo Bonomi ci propone, però credo che questo sia il vero problema. Un effetto di aspirazione che lascia le città del nord-est scomposte e disunite. Un'ultima chiosa, perché non voglio rubare troppo tempo. Ci sono territori che vivono benissimo con città medie, Veneto è fatto di città medie, non possiamo contare, senza rivendicare l'ambizione di grandi metropoli. Prendo due. Uno è l'asse del Brennero, con due città oggettivamente piccole, Trento e Bolzano, in particolare quest'ultima, che hanno tassi di crescita demografica e di sviluppo economico che sono assolutamente l'anomalia italiana, che non vengono neanche letti e studiati. Diventa interessante perché sono luoghi che la geografia ha benedetto, che sono tra il mondo tedesco e l'Italia, ma sono anche luoghi che sono più capaci di affrontare la contemporaneità proprio alla luce della loro natura ibrida. È un'ipotesi culturale che mi è sempre cara. Sei più pronto perché hai più culture dentro di te, parli più lingue, sei pronto ad andare a Innsbruck, a Monaco, a Verona e a Milano. E l'altro territorio dove invece là si vede benissimo il ruolo della politica è quello dell'Emilia Romagna. Se noi guardiamo lo sviluppo economico dell'asse della Via Emilia, il suo sviluppo urbanistico, vediamo che là si è formata una vera e propria valle. E di nuovo, visto che è un po' il mio mestiere, i valori immobiliari, non casualmente, di Bologna sono diventati un vero inferno, soprattutto perché è in affitto. Ma al di là della battuta, sempre il valore immobiliare come dato che rivela il successo, l'attrattività di un luogo, ci mostra come non è affatto detto che dobbiamo vivere condannati a una sola metropoli italiana. Questo è l'inazione, l'incapacità di pensarci e di lavorare su noi stessi. E che quando invece ci riorganizziamo, mantiene forza l'idea di un'Italia plurale, in cui i sistemi territoriali sono molteplici, in cui piattaforme del turismo convivono con piattaforme della manifattura, distretti che ibridano il terziario evoluto con la manifattura possono naturalmente competere con altri luoghi del nostro pianeta, senza paura e senza preoccupazione. Chiudo su questo perché lì invece si vede il ruolo della politica. Non c'è politica, l'effetto è di aspirazione, l'effetto è di abbandono. E attenzione, non è che l'abbandono, qui riprendo le parole che trovo sempre potenti e belle, non è che il flusso in uscita ci lascia antropologicamente senza impatto. L'effetto è quello della comunità, del rancore, perché ci sentiamo abbandonati, perché ci sentiamo molto più soli, deprivati di ciò che eravamo e senza una direzione di futuro. Attenzione che ogni volta che la politica non agisce, non costruisce un orizzonte di senso che dà futuro ai comuni polvere, ai centri medi, come racconta nell'introduzione Aldo Bonomi, noi abbiamo emergenti comunità del rancore e non lo siamo mai stati. Ma in assenza di visione, quello è il futuro. Allora abbiamo già una plastica rappresentazione di tutto ciò in molti stati americani. Non abbiamo bisogno di andare tanto lontano. L'esperimento sociale è già lì, pronto, così come anche in alcuni luoghi della Francia. L'abbandono non genera felicità, non c'è decrescita felice, c'è decrescita nel rancore. E su questo effettivamente credo che la nostra politica, visto che sono stato chiesto di essere più aderente al nord-est,
e deve fare uno scatto, ritrovare la dimensione metropolitana, abbandonare antiche nostalgie di costituzione di poli metropolitani che nessuno ha fatto per 20 anni. Figurate, dovevo avere il ciuffo quando ne ho parlato per la prima volta. Non sono in agenda, non verranno mai realizzati. È molto più interessante ripensarci come catena di città che intrattengono nuove relazioni tra di loro. Ma l'elaborazione di una nuova scena a me sembra uno degli obiettivi fondamentali di una politica che non voglia lasciarci tutti in preda allo smarrimento e a sentimenti che francamente non considero così meritevoli di attenzione. Benissimo, io vado veloce per risparmiare tempo, passo la parola ad Alecci, poi concludiamo il primo giro con Luca Romano. Piattaforma sociale che in questo periodo probabilmente ha un ruolo ancora più importante considerando le varie difficoltà che conosciamo fra inflazione e in generale le difficoltà quindi delle famiglie, la contrazione dei consumi. È importante ovviamente anche questo aspetto, dicevamo che fa da sostrato. In che senso secondo lei e la sua esperienza personale? Beh, intanto volevo dire che questo libro rappresenta, secondo il mio punto di vista, un manuale che sarebbe da consegnare anche a molti amministratori dei nostri territori, perché qui c'è una strada scritta in qualche modo, che è frutto anche del lavoro che come Consorzio Aster avete fatto negli ultimi anni. E la lettura di questo libro, comunque anche della tua introduzione, anche in particolare, poi la parte del nord-est che mi interessa di più a me, è un testo che in qualche modo prefigura, come dire, una strada da percorrere e che quindi, come dire, la politica che magari non è qui questa sera, non c'è, avrebbe bisogno di leggerlo 2 o 3 volte. Insomma, l'introduzione tua è tosta, diciamo che la facciamo leggere 3 volte, che forse... Anche per capirla bene. Sì. Ecco, allora, c'è una chiave di lettura che io amo particolarmente, ed è questa, che è quella che dice... C'è una metafora che ho usato spesso per cercare di spiegare questo concetto, il fare carovana tra le oasi del deserto. Se si vuole che il capitalismo almeno assuma una umanizzazione o diventi umanistico, occorre che le tribù che abitano le oasi inizino a fare carovana. Ecco, questa è, come dire, è una questione fondamentale, dopo vi spiego anche perché, e poi alla fine, sempre del saggio di Aldo, c'è un altro punto che mi sembra molto importante, che così può essere inteso. Allora, una dimensione del sociale che si fa sfera capace di influenzare le scelte degli attori economici e delle istituzioni politico-amministrative. Ed è questa contaminazione che il sociale, che questa comunità, come che tu chiami di cura, può generare alla comunità operosa, che è quella del lavoro, dell'impresa. Leggetelo il libro, perché ci sono delle cose veramente molto importanti. Allora, io che ho percorso gli ultimi anni della mia vita, insomma, a parte più di 40, ma insomma gli ultimi anni in maniera intensa il mondo della solidarietà organizzata, io ho visto una cosa importante, la ripeto tantissimo questa cosa. Ho visto che durante il Covid, non a caso qui esce il libro adesso dopo, diciamo, la fase acuta del Covid, durante il Covid questa idea di lavorare insieme, di mettersi in cammino, in carovana, almeno in questo territorio, è stata un po'... Anche nel saggio di Luca
ci sono dei passaggi che ricordano Padova capitale del volontariato, la candidatura del volontariato a patrimonio dell'umanità che nasce da questo territorio. Ma le cose non nascono a caso, nascono perché c'è stato tutto un lavoro che ha portato a questo. Bene, in quel periodo era chiaro, almeno era chiaro a molti, che forse il lavoro da fare era quello di mettersi tutti insieme, ognuno con la propria responsabilità e le proprie competenze. E questa cosa ha prodotto delle iniziative interessanti. Solo che oggi io devo dire che credo che ci troviamo in una situazione di stallo, almeno nel nostro territorio. Si è un po' fermato questo percorso e processo di mettersi tutti attorno a un tavolo e ognuno sta riprendendo il cammino per conto suo. Qui vedo che c'è una grande responsabilità anche del cosiddetto terzo settore, perché il terzo settore ha vissuto, cioè una parte di questo terzo settore non ha vissuto bene questo periodo, diciamo, della pandemia e questo periodo anche di difficoltà che stiamo vivendo. E quindi si è un po' chiuso. Io ritengo che se non riusciamo a far ricrescere la piattaforma sociale che c'è nei nostri territori, noi ci troveremo in grandissima difficoltà. I dati che sono stati appena annunciati dalla Caritas italiana, che parla di 6 milioni di poveri, di nuovi poveri, e i dati di tutti quelli che io chiamo vulnerabili, che non sono i fragili sono i 6 milioni, ci sono i vulnerabili, quelli che diventano in un attimo, possono diventare poveri, che sono vulnerabili di energia anche, guardate che questo sarà il tema dei prossimi mesi. Ecco, se non ci si trova insieme e non si comincia a lavorare in un territorio, in una dimensione di mettersi in cammino, in carovana, come dice Aldo, credo che noi ci troveremo in grandissima difficoltà. E quindi questo nord o nord-est in difficoltà rischia di andare ancora di più in grande difficoltà. L'alleanza da fare, con chi la devi fare? Con tutto il terzo settore? Certamente almeno con quel terzo settore che fa una scelta un po' diversa dal solito. Non è il terzo settore che fa del bene, ma è il terzo settore che vuole il bene, che è una cosa un po' più complessa. E quindi questo terzo settore che vuole il bene può trovare, secondo il mio punto di vista, alleanze fortissime con con la comunità, diciamo, operosa, e quindi non più terzo settore autonomo e questo terzo che sembra lontano, ma tutti insieme, al di là degli steccati, lavorare per come dire, un vivere, un abitare, un lavorare in maniera diversa nei nostri territori. Ecco, queste sono le cose interessanti che si stanno muovendo in alcune parti del territorio, ma ho visto che ci siamo un po' fermati. Questa è la mia, diciamo, la mia visione in questo momento. Stiamo vedendo, ci sono delle iniziative molto all'avanguardia anche nel mondo del terzo settore, di accoglienza, di costruzione di lavoro nuovo, che sta dando anche dei buoni risultati, ma sono dei piccoli frammenti che vanno messi, come dire, a lavorare tutti insieme, perché sennò rischiamo veramente una difficoltà fortissima. Questo mi pare che sia il messaggio
uno dei messaggi che traspare da questa mappa, da questo manuale che oggi stiamo presentando. Credo che sarebbe importante riprendere in mano alcuni capitoli delle cose che tu hai scritto, che avete scritto, per cercare di fare degli incontri dove i vari soggetti siano in qualche modo obbligati a trovare soluzioni per lo sviluppo del nostro territorio. Questa è una cosa che non si fa più, ma invece credo che per esempio col mondo direi che il sindacato dovrebbe in qualche modo rispondere anche a questa esigenza, e io credo che questo inverno sia un inverno utile per cominciare ad avviare questo tipo di percorso. E allora sì che le cose che sono inserite anche in questo libro possono diventare vita vera, attività, progettualità. Quindi diciamo che quello che emerge inevitabilmente è che l'essere, il sapersi piattaforma richiede anche che però gli attori che entrano in gioco si conoscano e si parlino fra loro per una progettualità da piattaforma. Diciamo che questo emerge. Avevamo iniziato a parlarci, ultimamente siamo un po' Il fermati. dialogo è in fase di Si è stallo. fermato. E Luca Romano, giustamente Aldo Bonomi ricordava che il libro è fatto di contributi, il suo contributo è sul Nord-Est per l'appunto. Che cos'è che non è più ma non è ancora? Beh, intanto diciamo che mi ritengo un po' privilegiato e fortunato nell'avere reincrociato Aldo nella preparazione di questo libro, per un motivo anche legato al percorso che ci stava dietro. Cioè io a un certo punto ero entrato molto in crisi nel vedere che una potentissima immagine del nord-est del Veneto, che poi è quella, diciamo che magistralmente un giornalista come Giorgio Lago aveva tradotto, no, in tantissime metafore di grandissima potenza giornalistica. Quindi l'immaginario del nord-est l'aveva costruito lui. Avevano dietro tre elementi. L'idea che i distretti industriali del Veneto, del nord-est, evolvessero con delle medie imprese leader di grandissima capacità nel guidare i processi di globalizzazione, e l'idea che la rete urbana, in particolare quella orientale, Padova, Treviso e Venezia, costituissero ai tempi dell'OCSE, sì, della ricerca OCSE, no, le guide delle frammentatissime autonomie locali di questa regione. Questi due elementi Lago poi li traduceva in una logica di tipo costituzionale, nel senso che diceva dalla potenza di questi elementi economico-sociali, potere costituzionale, no, è una espressione che a Padova significa un personaggio che non citiamo, potere costituente uguale federalismo, cioè l'autonomia ai limiti proprio della formazione statuale, capace di autogovernare questo territorio. La visione di Lago è stata talmente potente che in realtà ha proiettato per almeno 20 anni la sua seduzione su una composizione sociale che già nel momento in cui lui scriveva questo era in totale scomposizione e ristrutturazione. L'altro aspetto è che ancora oggi si leggono delle idee sul nord-est che prendono le mosse da quella visione lì, e soprattutto a sinistra hanno prodotto una patologia terribile che è il politicismo, cioè il vedere l'evoluzione della dinamica politica
sempre a prescindere dalla trasformazione dei soggetti economico-sociali, no? E quindi si continuano a ripetere sempre le stesse tesi e si arriva poi a un'elezione nella quale la Lega in Veneto perde 2/3 dei suoi voti e arriva un soggetto che con questo territorio è un perfetto estraneo. L'altro elemento che in un certo senso rendeva datata la visione del Nord-Est è quella che aveva tradotto empiricamente il discorso di Lago, cioè un territorio che diventa ricco in un tempo così breve che non ci sono altri esempi nell'Europa occidentale del dopoguerra, come noi, come il Nord-Est, a un certo punto trova una sorta di tetto di cristallo, no? Di barriera, e a questi soggetti, diciamo, intraprendenti, operosi, arricchiti, che cosa succede? Ovviamente è quello che in psicologia si chiama crisi di identità. E quindi il problema di Lago, che poi aveva dietro, no, Massimo Cacciari, i sindaci, aveva dietro Mario Carraro, la media impresa globale vincente, vengono sostanzialmente sostituiti da un punto di vista di sentimento sociale da questa necessità di riappaesarsi in una situazione che non era più quella del trentennio del miracolo. E la modernizzazione, che era il problema di prima, viene totalmente soppiantata da un'altra parola politica, che è l'identità. E quindi abbiamo Zaia. Cioè, noi abbiamo avuto, diciamo, un politico che adesso qualcosina, insomma, si è un po' messo a fare, ma per almeno 10 anni, se voi notate, Zaia non ha fatto praticamente niente se non, e che non è poco in politica, comunicare identità. Parlare a tutte questi milioni di partite IVA, migliaia di partite IVA, a tutti questi soggetti spaesati dalla perdita della rincorsa. Arrivo alla conclusione e, essendo questi due modelli entrambi usurati, mi ha molto convinto l'idea di Aldo di cambiare completamente la cassetta degli attrezzi, per cercare di capire almeno queste tre cose. La prima è che il capitalismo industriale distrettuale nel Nord-Est non è assolutamente più, diciamo, non solo non è più quello di una volta, ma nel rapporto con le reti globali del valore, sostanzialmente ha da riconfigurare un suo rapporto con il territorio. Cioè, pur essendo originato dal territorio, la globalizzazione lo ha talmente innovato dall'interno che oggi si trova il problema opposto di quello delle origini, cioè di ricostruire, di ricentrarsi, di una ricentratura ecologica, diciamo così, sul territorio del Nord-Est. E io, tra le altre cose, non sono convinto che è un sistema industriale con meno prospettive, che ne so, dell'Emilia Romagna, del modello emiliano o di quello lombardo, perché in realtà le filiere industriali del Veneto sono di fornitori di eccellenza delle grandi multinazionali tedesca e francese, americana, e sono delle filiere problem solving, cioè quando a Düsseldorf o a Monaco la BMW hanno il problema della sostenibilità, no, non se lo risolvono loro, lo scaricano sulle filiere, e il fatto di avere delle filiere così abituate a risolvere i problemi che gli arrivano dall'alto è un elemento di grande forza in questa fase.
perché significa che tu hai anche migliaia di aziendine, vediamo qua in zona industriale di Padova per esempio, che sulla trasformazione digitale o su quella ambientale vedete un sacco di luci accese la sera di gente che non riesce ad andare a casa per quante chiamate, per quanto lavoro gli arriva. La seconda cosa è quella della struttura territoriale. Anch'io vedo molto in difficoltà le città medie, che per noi sono le più grandi, no? Cioè le città medie, cioè Padova, Vicenza. Forse Padova ha qualche chance in più per soprattutto rispetto a Venezia, voglio dire, no. Non è uno scherzo, un ospedale universitario, insomma un'università così, insomma, sì, sicuramente non è poco. Però le città sono in grande difficoltà proprio perché, lo dice Aldo nell'introduzione, stiamo entrando nella fase in cui si stanno smontando gli uffici dopo le fabbriche. Cioè, noi vediamo materialmente i quartieri di terziario direzionale delle nostre città che un giorno dopo l'altro chiudono un ufficio, una vetrina, un altro ufficio. Perché? Perché insomma smart working, tutte queste cose insomma le vediamo, cioè la gente lavora da casa, più il lavoro è intellettualmente sofisticato, più è indifferente alla localizzazione, e non è che c'è meno terziari di prima, però è assolutamente, diciamo così, esploso, no, sul territorio, producendo però un altro fenomeno, e qui chiudo. Se si va a vedere la demografia del Veneto, di quest'anno, praticamente noi vediamo che le uniche province ancora in territorio positivo sono Vicenza e Verona. E qui Verona, insomma, Asse del Brennero, Trento, Bolzano, Modena. La geografia conta. La vicinanza della Lombardia. Ma un altro elemento molto caratterizzante è il fatto che crescono demograficamente solo le seconde cinture, cioè neanche più le periferie delle città, ma le seconde cinture, che sono quelle più baricentriche rispetto agli altri poli urbani. Quindi cresce molto l'area fra Padova e Venezia, fra Padova e Treviso, fra Vicenza e Verona è quella che cresce di più. Perché? Perché oltre a una convenienza immobiliare, i figli di chi vive in città lì trova la casa più facilmente, a minor prezzo, c'è una tradizionale richiesta di qualità della vita che i centri minori assicurano, ma soprattutto sono baricentrici rispetto ai grandi servizi urbani, per cui stare a Noale per andare all'università o all'ospedale di Padova o di Venezia è molto meglio che abitare in un brutto appartamento dell'Arcella o di Mestre, no? Questa dinamica qui, e qui veramente chiudo, spiega anche il recente voto, a mio avviso, che perché in Veneto la Lega era più forte ma perde di più e Fratelli d'Italia diventa il primo partito con la percentuale più alta tra tutte le regioni italiane. Allora, intanto fare una bella discussione per spiegare questa cosuccia, sarebbe anche ora. Ma io penso sostanzialmente che quello che è successo in questi anni è che le partite IVA, il lavoro autonomo in crisi, la microimpresa che non riesce più a fare i margini per i processi di modernizzazione dall'alto, hanno trasformato antropologicamente questo segmento sociale molto importante nella nostra regione, che dalle ricerche che anche personalmente avevo fatto qualche anno fa risultava essere quello che faceva dell'autonomia del Veneto la propria bandiera, quindi era la base sociale dell'autonomismo. Ci siamo accorti, ma lo vediamo per i discorsi sull'impoverimento che venivano detti prima da Emanuele, che oggi c'è una domanda di protezione che è molto più pressante
della richiesta di autonomia che veniva in una fase economico-sociale molto più importante. E la Lega non aveva un'offerta politica sulla protezione, Fratelli d'Italia sì. Oltre allo spostamento in Europa e a Roma, no, dei flussi come il PNRR che hanno obiettivamente indebolito anche dal punto di vista strutturale l'idea di regionalismo politico che abbiamo portato avanti in questi anni. Benissimo, Bonomi, una riflessione conclusiva che tiri un po' le somme sinteticamente. Mi interessava stare anche appunto sulla questione del voto, perché ovviamente è di stretta attualità l'insediamento del nuovo governo e aiuta un po' a spiegare anche queste dinamiche. Notoriamente mi tengo lontano dalla politologia, però una battuta la faccio subito. Partendo dall'analisi di Luca, ed è l'unica battuta che faccio sulla politica, e seguendo la vostra discussione, dico subito che il problema del cambiamento elettorale è uno solo. Chi si era presentato come il sindacalista del territorio, avete capito benissimo di cosa parlo, quando era venuto avanti il capitalismo molecolare, ovviamente assieme al capitalismo molecolare era venuto avanti un ceto politico che aveva detto e aveva la presunzione: vi rappresentiamo noi. Il problema è che quel ceto non ha fatto il salto alle cose che diceva Pincelli, lui e Luca Romano, alla coscienza di piattaforma. Questo è il punto vero. Il 9 è qui. E attenzione, il problema non si risolve con la trasmigrazione elettorale. Il problema posto della qual è la coscienza di piattaforma, che va oltre la coscienza del luogo, rimane aperto. E avresti dovuto dirlo a Letta. Chiaro? E se qualcuno ha intenzione di riformare una forma della politica, deve ripartire dalla piattaforma, dalla coscienza di piattaforma, dove c'è dentro questo groviglio, ovviamente. Esatto. Questo è il punto. Politicamente la cosa si spiega così. E ovviamente a fronte della mancanza della coscienza di piattaforma, è chiaro che si guarda al nuovo flusso, e tornerò su questo, di speranza interrotta. Metto l'accento su interrotta, che è stato il flusso del PNRR, Duballe. Ragazzi, sembrava che arrivava la cornucopia, Forse non si sono ancora accorti che la cornucopia è bucata, però non lo so. Però questa era la speranza. E la cornucopia stava su un asse ben chiaro. Anche quello era un flusso. Bruxelles-Roma. Scusa. E quindi, se tu non hai la coscienza di piattaforma, ok. Quindi, dato la politica, quello che dobbiamo dare alla politica, che mi pare interessante, però questo tema, se l'ho trattato una volta, ci vengo volentieri a discutere, perché questo è il punto vero. E quindi bisogna costruire un ceto politico di piattaforma, non che sta sopra, che la costruisce dal basso. Questo è il punto vero, perché rimangono irrisolti i tre problemi. Però, sì, ma visto che c'è anche la Pizzi, la mia collega, con cui discuto ogni volta. A proposito, io, come tu sai, sono 40 anni, io meno, ma che discuto con Zovico.
che ogni volta mi diceva Lago, no? Mi portava, Zovigo è nato lì, in quello che raccontava Luca, no? E io e De Rita venivamo ad annusare il grande nord-est, chiaro, e a raccontarlo. E ovviamente le contraddizioni sono tutte qua. E ce l'ha detto. Il problema è che rapporto c'è tra questa piattaforma e Milano e la Via Emilia. Il problema non è il PIL. Lo dico sempre a Zovico, il problema non è i Champions e il PIL. Quindi va bene, ma il problema è capire come si riesce a costruire un dialogo tra le piattaforme del Grande Nord. Il libro va letto da questo punto di vista. E ogni volta io dico agli altri, voi ragazzi, cerca tu di costruire le piattaforme del centro Italia, Marche, Umbria, Toscana, Roma. Cerca, con Carlo Borromeo ho discusso molto, fare la piattaforma nel Mediterraneo, che non è cosa da poco. Questa è la vera sfida, però detto questo. E quindi io vi leggo ogni mattina Italy Post ed è in questo racconto in cui cercate di tenere assieme la piattaforma. Uno legge e dice, bene, è il racconto della piattaforma del nord-est. Bolzano, Trento, Montebellune, il Mattino, il Gazzettino, tutti quanti, no? Lì, vedi, i sussurri della piattaforma, ok? I sussurri della piattaforma sono importanti, ma non manca ancora la coscienza di questa piattaforma. Questa è la grande questione. Questa operazione culturale per cui siamo qui stasera a presentare i libri alla libreria è importante, figurati, si costruisce così la coscienza di una piattaforma di luogo. Come si è costruita allora la coscienza dei distretti? Si inizia con 10 persone, 20, 30, 40 e poi piano piano si cresce. Detto questo. E quindi, finendo, 3 battute. Avete usato molto il termine identità, io sono totalmente d'accordo. Con una raccomandazione però. Un grande filosofo del Novecento, Levinas, ci ha sempre ricordato che l'identità non sta nel soggetto, sta nella relazione, questo è il punto vero. E quindi anche le identità delle città, tu costruisci la padrona, se tu capisci che il problema è relazione, non è il soggetto, non dire io ce l'ho più lungo Vicenza rispetto a Padova, è chiaro il discorso, se si va così e poi assieme combinare, no, non funziona. Questo è il punto vero, l'identità è relazione. Secondo concetto, quello di comunità, che è un discorso che va preso con le pinze. Non dimentichiamoci che la parola comunità, quando usata in senso identitario stretto, ha prodotto la Shoah. Leggetevi l'ultimo libro, non il mio, è l'ultimo libro di Edgar Morin, quando parla di comunità di destino. Leggetevelo, è importante. Svegliamoci, di questo sto parlando di quello, ovviamente. Leggetevelo. Perché allora, qui va chiarito subito una cosa. Io quando parlo di comunità e sono arrivato alla comunità, partendo dalla crisi e dalla dissolvenza dell'identità di classe, ma queste cose bisogna dirsele, perché non teneva più quella roba lì, non teneva più. La comunità la intendo non come qui e subito. Io mi sono educato alla filosofia ipermoderna. Jacques Nancy dice la comunità è inoperosa.
Cioè, mi chiedevo come mai le comunità non funzionano più? Un mio amico Roberto Esposito diceva communitas e immunitas, le due cose molto spesso vanno assieme da questo punto di vista. E quindi ci sono tre grandi tendenze nella voglia di comunità, che la pandemia ha accentuato, la guerra anche, l'ambientalismo anche. C'è una grande voglia di comunità in giro, c'è grande solitudine, c'è grande paura. Diciamoci queste cose. E allora il vero problema è questo, che il modello politico dove ha preso corpo la comunità del rancore è questa roba qua, e qui è più che altrove. L'abbiamo studiato qua, anche in Lombardia, aveva i suoi sostenitori politici. E quindi il vero problema è che bisogna ricominciare a cercare le tracce della comunità di cura. Quando tu parli della comunità di cura, la prima roba di vado da Lecci, capito? Ok, ma non basta. Lui ci ha provato, ha fatto, l'ultima volta che sono venuto a Padova, ha convocato tutti con un'idea brillantissima, non rancorosa, tutta aperta. Fare del volontariato un bene immateriale dell'umanità, perché senza quello non si va. Lui dice, si è un po' arrestata la cosa, non è chiaro. Però il problema è, attenzione, la comunità di cura non è l'autoreferenzialità del volontariato, l'associazionismo. Smettiamola, avete fatto la fine delle start-up. In alto parlano solo di start-up e in basso tutti i sociali, no? Quelli di vita. Bonomi faccio un commento e due palle. Lo so benissimo, ok? Che c'è il volontariato, l'associazionismo, eccetera. Che è una cosa più sofisticata, perché, se vogliamo dirla in maniera tecnica e senza battuta, sappiamo tutti che c'è stato prima i distretti produttivi, si sono evoluti in distretti culturali evoluti, si sono occupati di ambiente, marketing, territorio. Oggi come oggi stanno venendo avanti i distretti sociali evoluti. I distretti sociali evoluti sono importantissimi. Vedete come le parole dell'economia vengono contaminate. Abbiamo individuato un certo numero. Un certo numero, certo. Esatto, e questo è importante. Però il vero problema è che questo come lo costruisci? Lo costruisci andando oltre sempre l'identità e relazione. E quindi tu parti dal volontariato, dalla Caritas, associazione di imprese sociali, ma devi fare la comunità di cura larga. Se non la allarghi non funziona. E la comunità di cura larga significa interrogarsi, confrontarsi con il non più. E gli dice al sindacato, ma vuoi smetterla di stare nel cane d'organo fordiste e incominciare a occuparti, virgolette, dei problemi, dei nuovi bisogni, eccetera. Le rappresentanze sono un pezzo di comunità di cura larga che devono cambiare. Gli insegnanti sono comunità di cura larga. O tu riesci a costruire questa roba, ma questo non basta. Se non si fa l'ultima operazione, si interroga e si contamina la comunità operosa, che vuol dire il modello economico. E questa roba qua, dobbiamo discutere del modello economico. Questo è il punto vero rispetto a questo. Allora, e ho finito, a che punto siamo? Riprendendo la metafora che ha citato lui, siamo nell'esodo verso un altrove. Ci eravamo già incamminati, l'ho scritto, cercando la terra promessa e il PNRR, arriviamo lì, poi mentre eravamo in cammino è arrivato, non bastava, la pandemia, dopo la pandemia, la guerra, la crisi energetica, e quindi qual è la situazione oggi? Che stiamo costruendo delle oasi in cui tutti i temi di Micelli, lui, tuoi, cominciamo a costruire le oasi.
La vera grande questione è che non c'è la carovana. Ma la carovana cos'è? Chi è che mette in connessione le osi? Questo è il punto. Andando tutti oltre le proprie retoriche. Capisci? Questo è il punto vero. Perché attualmente tutti quanti facciamo una grande rappresentazione. O dei champion, dei tetti alti, o dei... Quindi bisogna cominciare a fare carovana. E fare carovana significa ricostruire orizzontalmente la politica dal basso. Basta, ho finito. Allora, io non volevo interrompere il flusso del ragionamento perché mi pareva uno scambio molto utile e anche tirare le fila alla fine ci stava, però siamo andati lunghissimi con i tempi rispetto al solito, per cui chiudiamo qui la presentazione, ma vi invito a rimanere e fermarvi per scambiare qualche riflessione alla fine, anche con una contaminazione, insomma, per fumare anche si può. Offriamo un aperitivo finale appunto per promuovere questa riflessione, dopodiché è lunedì, per cui c'è una settimana di incontri tutte le sere con un tema diverso davanti a noi, ma in realtà ancora un mese di incontri fino a fine novembre, per cui vi invito anche a tornare le prossime sere e per approfondire il discorso ovviamente c'è il libro con tutti gli altri contributi. Grazie mille.